la parola a Salvatore Viale. Però hai messo tanti temi sul tavolo. No, ma però è così. Che è difficile trovare un equilibrio sintetico. Partiamo dalla manifestazione regionale organizzata dal COVESAP. Il COVESAP è l'acronimo di Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica. È nato circa 6 anni fa, mettendo assieme un po' di comitati che lavoravano sul territorio. Comitati autonomi, non dipendenti dai partiti, anche se poi i componenti all'interno dei singoli comitati ovviamente sono liberi di fare qualsiasi scelta, di avere qualsiasi tessera partitica, però il minimo comune denominatore dei comitati associati al coordinamento veneto sono fondamentalmente due: difesa della sanità pubblica e apartitica, in modo da poter essere più efficaci. Per questo il 4 di ottobre faremo l'ennesima manifestazione regionale a Mestre, alle 10 partenza dalla stazione ferroviaria di Mestre e arrivo nella piazza principale di Mestre, piazza Ferretto, e però con una modalità diversa rispetto alle precedenti. E stavolta nel comizio finale non faremo intervenire i professionisti, gli operatori, i comitati, faremo intervenire i rappresentanti dei partiti politici o delle liste civiche che si candidano a Consiglio regionale e faremo loro 4 domande secche, quindi per evitare che il candidato venga lì per fare il comizio, siamo noi a dire: ti facciamo 4 domande, tu ce dai una risposta, e soprattutto video registrati che ci servono per dire: ma guarda che tu quella volta hai pompato, hai enfatizzato e invece non hai mantenuto le promesse. Ho portato un po' di volantini, mi scuserete se sono un po' bagnati, ma a Venezia c'era il nubifragio. Ho rovinato pure un libro che mi serviva di consultazione, per cui per gli interessati si può prendere il testo. Partiamo dal primo argomento, Renzo, però vorrei fare una promessa per capirci fino in fondo. Lo dicevo a Mariano nel breve tratto per raggiungervi. La battaglia politica è fondamentalmente culturale. O noi diciamo che esiste il diritto inalienabile alla salute, così come previsto dall'articolo 32 della Costituzione, oppure tutte le altre formule non ottemperano più al diritto, perché sempre di più negli anni, e lo dico anche in ambienti di centro-sinistra, si poneva il principio della compatibilità del diritto alle risorse finanziarie. Non ci siamo. Per cui è bene che su questo, Renzo, noi lavoriamo alla grande. Deve passare il concetto che la salute è un diritto, a prescindere.